Daydreamer, anticipazioni, sesta puntata di mercoledì 17 giugno 2020. Emre e Aline apprendono che la compagnia aerea ha scelto il progetto di Jeanne, tanto che non riescono a gestire la loro rabbia per il rifiuto e per essere stati scartati. Il loro piano di sabotaggio non riesce, nonostante Aileen si finge l'autore del progetto presentando l'intero lavoro fatto da Jeanne come fosse suo. Jeanne chiama il suo nuovo progetto Albatros, così come Sanem decide di chiamare l'uomo misterioso che l'ha baciata durante la serata di gala dell'azienda. Sanem pensa e ripensa a quel bacio, ma ancora non è riuscita a capire chi sia il suo Albatros. Mentre Jeanne trionfa per il successo ottenuto, è sempre più deciso a individuare la spia che passa i loro progetti all'agenzia di Aline e che si nasconde tra i dipendenti. Emre e l'amante non riescono a mandar giù quanto successo. Ovviamente Jeanne non sospetta che la spia è proprio il fratello Emre, che trama proprio contro di lui per diventare a capo dell'azienda. Come si evolveranno i fatti? Sanem riuscirà a capire chi è l'uomo di cui, come indizio, sa solo che ha la barba? Non ci resta che attendere i prossimi episodi. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!